Cari amici, ben ritrovati in nuova puntata di Eventi del Territorio, Carnevale di Volpago, 18ª edizione del Carnevale di Volpago. Mario Fransetto, presidente del Proloco, un grande successo, una ripartenza strepitosa. Sì, ringraziamo la bellissima giornata che oggi ci ha donato il nostro Signore e diciamo che c'è una montagna di gente, una marea di folla che è venuta a vedere la prima sfilata domenicale dei carri allegorici. A Volpago noi siamo sempre in prima posizione per presentare tutti i carri della zona. Quest'anno abbiamo anche la fortuna di avere dei carri da Jesolo, da Padova, da Bassano. Abbiamo un po' allargato il nostro orizzonte e abbiamo anche dei gruppi a piedi, perché penso che questo sarà il futuro del Carnevale, cioè i carri allegorici. Sì, che con le nuove restrizioni sarà sempre più difficile a farli, però il futuro saranno i gruppi a piedi, i ballerini e tutto insieme. Io mi sento orgoglioso di organizzare questa 18ª sfilata assieme all'amministrazione comunale e a tutto il direttivo e i soci della mia Proloco di Volpago del Montello. Ringraziamo e l'appoggio dell'UNPLI, che ci è sempre vicina per tutte le pratiche burocratiche che ci servono. Maggiorenni, quindi andiamo a divertirci per i carri tra coriandoli e telefinanti. Sì, 18 anni è diciamo la maggiore età e questa è la 18ª sfilata, perciò speriamo che il prossimo anno da maggiorenni a fare ancora meglio. Mario, un'ultima cosa, prossimi eventi per la Proloco di Volpago. Noi a marzo abbiamo la fiera degli uccelli che è coinvolta nel gruppo dei Colli Veneti, poi a aprile abbiamo la mostra dei fiori che è abbinata al palio del Taies Brega, che quest'anno lo facciamo a aprile, non più a ottobre, e poi abbiamo delle piccole manifestazioni nel proseguo dell'anno. Quindi che dire, vi aspettiamo qui a Volpago al Montello perché la Proloco vi sta aspettando braccia aperte. Grazie Mario, ancora andiamo a divertirci. Grazie e arrivederci della tua collaborazione, grazie.